Il 18 novembre prossimo cade il primo anniversario dell'alluvione causata dal ciclone Cleopatra che devastò la Sardegna, causando 18 vittime e danni materiali ingenti. Per capire quanto è stato fatto ad un anno di distanza abbiamo sentito Davide Boneddu, presidente regionale dell'Ordine dei Geologi. Qual è lo stato dell'arte della situazione? Cosa è stato fatto? Cosa c'è ancora da fare? Io partirei dallo stato dell'arte di quelli che sono stati i danni generati dal ciclone, 640 milioni di euro il danno alle infrastrutture pubbliche e private e 120 milioni di euro le risorse effettivamente arrivate in Sardegna, messe a disposizione da comunità europea, da governo centrale e da regione, non tutte ancora ad oggi disponibili. Cosa è stato ricostruito? Opere essenziali importanti come per esempio strade e ponti necessari per dare la quotidianità alle popolazioni colpite dall'alluvione. Ma quello che noi in qualche modo stiamo segnalando è che purtroppo ancora troppo poco, forse nulla, è stato fatto a scala di bacino per la risoluzione delle problematiche del rischio residuo, cioè l'eliminazione di tutti quei problemi che ancora sono presenti nel territorio e che magari anche con delle piogge non particolarmente intense si possono reinnescare ad esempio con delle problematiche di rischio idrogeologico generando danni alle opere che magari oggi noi stiamo andando a ricostruire.